sembrava essere destinato ad attività di edilizia, senza però avere con sé alcun documento valido per quanto riguardava la provenienza e la destinazione del carico. In tutti questi casi da tempo esiste un rapporto sinergico con la Guardia di Finanza per fare degli accertamenti, per individuare eventuali reati collegati all'ambito fiscale, dell'evasione o del lavoro nero, del contrabbando, per cui molto semplicemente scaricando il materiale di cui mancavano le bolle di accompagnamento dietro, quindi senza essere stato occultato neanche in modo, non voglio dire particolare, senza essere stato praticamente proprio occultati, aprendo degli scatoloni in cartone in bella vista, abbiamo avuto la sorprendente e piacevole sorpresa di trovare questi panetti, questi oltre 300 panetti da 1 chilo l'uno, che ci hanno portato, come posso dire, ad essere ancora più convinti che la sinergia che c'è tra Polizia Stradale come specialità, che come voi sapete ha la competenza esclusiva in ambito autostradale, e la Guardia di Finanza, che ha una specializzazione nell'ambito di determinati reati finanziari ed economici, ci sta regalando grandi soddisfazioni. Quindi io ringrazio ancora il comandante, per ringraziare tutta la Guardia di Finanza, convinto che abbiamo tante altre materie, tante altre attività con cui continuare a collaborare, fermo restando che poi, posso dire, questo dipende dall'attenzione che hanno gli operatori su strada, il pattugliante che sa fermare il mezzo giusto, l'operatore che sa fare il controllo con attenzione senza lasciare nulla al caso. Quindi se la sintesi potrebbe essere controllo fortuito sì, ma perché, come posso dire, a furia di farne tanti e tanti, prima o poi si viene premiati. Assolutamente, sono concorde sul messaggio fondamentale che al di là del quantitativo, che è molto rilevante, non soltanto per questo territorio provinciale, ma in senso assoluto, la sinergia premia, il lavoro di squadra premia, la collaborazione premia e diciamo che messi insieme come istituzioni di polizia, e qui a Verona c'è un caso, ci sono situazioni ottimali di cooperazione tra le forze di polizia, i risultati si vedono, proprio perché il nostro è un territorio che viene incrociato in direzione est-ovest e in direzione nord-sud, quindi è un crocevia di traffici tra cui ci possono essere, ci sono, come dimostrano queste attività, i traffici illeciti. Come diceva il dottor Laquaniti, in questo caso si è trattato di stupefacenti, la settimana scorsa, il 2 novembre, abbiamo sequestrato gli 11 kg ad Affi, ma tanta altra merce non regolare potrebbe passare, sicuramente passa, per cui noi stiamo affinando sempre di più le forme di cooperazione